Venezia registrerà il pienone anche quest'anno, ma si tratta, come si dice, di un caso a parte. Il dato che preoccupa non poco è quello evidenziato dall'ultima indagine, secondo la quale l'85% degli italiani rinunceranno a muoversi durante il Ponte Pasquale per motivi economici. La metà di quei pochi che faranno le vacanze alloggerà in casa di parenti o amici. Se gli italiani soffrono ancora la crisi, gli stranieri fanno ben sperare gli operatori turistici. Il Veneto ha come caratteristica di avere molto più turismo straniero del resto d'Italia, quindi qualche numerino in più di quello che è la triste previsione che come Federalberghi Nazionale abbiamo fatto sulla Pasqua complessiva in Italia, qualche numerino in più sicuramente in Veneto l'avremo, grazie appunto ai turisti stranieri. La permanenza media si attesterà sulle 3,4 notti, con una spesa media pari a 340 euro. Anche a Caorle gli albergatori mostrano un moderato ottimismo. Da noi abbiamo il 60% di italiani e poi gli stranieri sono divisi fra tedeschi, austriaci e inglesi. Stanno già arrivando, quindi. Sì, gli austriaci e i tedeschi stanno già arrivando, arriveranno per la Pasqua gli italiani. Il problema centrale, sottolinea ancora Marco Michielli di Federalberghi Veneto, è la necessità non più rinviabile di alleggerire la pressione fiscale sulle aziende e la revisione degli incentivi per chi crea lavoro. Il problema più grosso che abbiamo noi in questo momento è che siamo stati scambiati per una sorta di bancomat da parte di vari governi che si sono succeduti in modo assolutamente bipartisan. È ora di finirla perché hanno ridotto la redditività del nostro settore a livelli infimi. 8 anni fa, conclude Michielli, la Regione aveva stanziato per il turismo veneto 42 milioni di euro. Oggi il budget si è ridotto a soli 9 milioni.